Tutta la cittadinanza è invitata venerdì 21 giugno all'Auditorium San Nicolò alle 16. La motivazione è la presentazione di un importante percorso che si sta facendo cercando di portare le Tegnue verso la tentative list UNESCO. Saranno esplicati gli esiti del percorso partecipativo preliminare iniziato con le scuole e con gli stakeholders del territorio. A presenziare l'incontro saranno il sindaco Mauro Armelao, l'assessore alla cultura Elena Zennaro, vice sindaco, e l'assessore all'ambiente Serena De Perini. Facendo un riassunto delle puntate precedenti, il comune di Chioggia è gestore della ZSC, zona speciale di conservazione, conosciuta come Tegnue di Chioggia, ed ha avviato il percorso per la candidatura nella tentative list, la lista propositiva dei siti che potrebbero diventare patrimonio mondiale materiale naturalistico o culturale dell'UNESCO. È stato possibile iniziare il percorso grazie a un importante contributo elargito dalla Regione Veneto, che ha reso possibile realizzare una serie di attività preliminari di supporto alla procedura per la candidatura. Il fine di tale percorso era motivare il sussistere di un valore universale del sito, valutare se fosse possibile perimetrarlo e avere un primo riscontro sui 10 criteri previsti dalle linee guida operative. Durante l'incontro saranno illustrati gli esiti delle attività di laboratorio che si sono svolte in collegamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Attraverso il progetto, Chioggia vuol raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel miglioramento della condizione umana e della biodiversità terrestre e marina. Si consiglia di confermare la propria presenza alla mail sindaco@chioggia.org. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.